Oggi ha messo piede per la prima volta al comando di Polizia Municipale di Sacile, ma non è ancora entrata in servizio effettivo. È stata chiamata nel comune pordenonese, caldamente segnalata dal sindaco di Vittorio Veneto al collega friulano, perché donna in grado di risolvere problematiche complicate. Angela Zoppè, 56 anni, bellunese, laurea in scienze politiche, già comandante a Longarone e Vittorio Veneto, è il nuovo capo del Consorzio di Polizia Municipale di Sacile e Caneva, un comando che negli ultimi mesi ha avuto seri problemi con la giustizia. Un anno fa il comandante Luigino Cancian era finito agli arresti domiciliari per abuso d'ufficio con l'accusa di essere intervenuto non correttamente in un concorso pubblico e nel frattempo affidato ad altro incarico. 3 settimane fa l'arresto di Fabrizio Rossi, implicato nella vicenda Biz per il caso delle squillo per imprenditori e sponsor, e anche Cancian si trova indagato per la stessa vicenda Biz. Noi auguriamo ad Angela Zoppè di integrarsi rapidamente, ma soprattutto auguriamo che la vicenda del comandante, noi sappiamo che fino a prova contraria la presunzione di innocenza prevale, e quindi che anche per la posizione di Cancian possano esserci presto delle novità che ci consentano di ripristinare le condizioni ottimali per la gestione di un comando oggettivamente difficile come il nostro. Grattacapi continui insomma per un consorzio che si vedrà privato entro un mese anche del comandante facenti funzioni ma già vice comandante di Sacile e vincitore del posto di comandante a Porcia. Ed ora si aprono le porte per l'assunzione anche di 2 agenti semplici in quello che è il 6° comune per grandezza del Friuli.